Celebriamo le vetrine più belle, però non dobbiamo dimenticarci di coloro che invece proprio nelle ultime settimane hanno subito dei danni anche ingenti, e quindi ho voluto portare la solidarietà a quei commercianti che si sono trovati appunto le vetrine sfondate. Leggo che oggi è stato individuato un primo responsabile. So che le forze dell'ordine stanno facendo davvero un gran lavoro per stringere il cerchio attorno ai responsabili. L'obiettivo è che queste cose non succedano. Per fortuna la nostra città ha tante videocamere di sorveglianza, quindi stiamo lavorando con grande impegno per proteggere i nostri commercianti, ma fatemi portare la solidarietà nei confronti di coloro che il danno l'hanno subito a fronte di una refurtiva praticamente nulla. Quindi segno che i responsabili sono evidentemente delle persone sbandate che non sanno nemmeno più dove sbattere la testa, perché lasciano tanti danni e poca refurtiva. In sicurezza c'era anche questo ragazzino che stava subendo una rapina col coltello vicino alla stazione. Parliamo proprio anche della stazione, della sicurezza all'intorno e anche del cantiere. Sì, è stato registrato questo episodio. Devo dire che era da qualche mese che non succedeva nulla in quel quadrante di città, quindi ovviamente sono il primo a essere dispiaciuto. Anche in questo caso so che le indagini stanno procedendo nella direzione giusta. L'obiettivo nostro è quello di rendere la nostra città sempre più sicura. Purtroppo qualche episodio ancora succede, quindi dobbiamo lavorare con ancora maggiore impegno, intensificare e migliorare gli strumenti a disposizione, quindi continueremo a installare videocamere, continueremo a chiedere forze dell'ordine al Ministro. Abbiamo chiesto anche di mantenere il presidio militare dell'esercito, quindi insomma noi ce la stiamo mettendo tutta. Serve una grande sinergia tra cittadini e istituzioni. C'è anche il gruppo di vicinato nei vari quadranti della città che sta lavorando molto bene, quindi io continuo a dire che la nostra città è una città molto sicura. Non lo dice il sindaco, lo dicono i dati. Però è altrettanto vero che bastano anche pochi episodi per minare la percezione di sicurezza e per generare comunque malessere, rabbia e preoccupazione. Quindi noi non sottovalutiamo nessun episodio, lavoriamo con grande impegno anche a fronte di un solo unico episodio.